24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Un laboratorio per l'internazionalizzazione e l'innovazione delle imprese. Così si propone Matching, giunto quest'anno all'8ª edizione, evento di business promosso dalla Compagnia delle Opere che si svolgerà dal 26 al 28 novembre nel quartiere fieristico di Milano Rho, con l'obiettivo di creare relazioni, incontri fra imprenditori, una rete che permetta soprattutto alle piccole e medie imprese di poter sviluppare al meglio il proprio business. Le novità dell'edizione 2012 e la partecipazione delle aziende venete sono state presentate a Palazzo Baglio a Venezia dall'assessore regionale allo sviluppo economico, ricerca e innovazione Isi Coppola, dal responsabile rapporti istituzionali di Matching Daniele Tagliabue e dal presidente dell'associazione Compagnia delle Opere del Veneto Luca Castagnetti. È il terzo anno che la regione aderisce a questo progetto in collaborazione con altre realtà come Union Camere. Banche irregolari in 2 casi su 3 e sempre a sfavore del cliente. È il dato che emerge dal controllo eseguito dai tecnici di Federcontribuenti Veneto su conti correnti intestati a imprese e persone fisiche dall'inizio del 2011. Il risultato? Una serie di violazioni dei contratti bancari, in particolare connesse alle maggiorazioni di costi sulle commissioni di massimo scoperto, interessi sugli interessi e un'altra lunga serie di piccole clausole. Noi abbiamo fatto negli ultimi 3 anni un'analisi su circa 700 posizioni, un po' di più, che riguardano oltre 200 aziende, fa emergere alcune indicazioni molto chiare. Le indicazioni molto chiare sono quelle che l'applicazione da parte delle banche delle commissioni e degli oneri alterano in maniera considerevole il costo effettivo del servizio del credito. A seguire l'analisi è il presidente di Federcontribuenti Veneto Marco Pacagnella, che ha presentato un resoconto relativo agli istituti di credito presi in esame, che vede Unicredit e Anton Veneta nelle posizioni più pesanti. Per la prima, ad esempio, su 159 casi analizzati, l'84,91% risultano conti irregolari causa l'applicazione di elevate commissioni, sia entro che oltre l'affidato. Quello che noi chiediamo soprattutto è che la Banca d'Italia torni in mani pubbliche e che abbia un vero ruolo di controllore. Abbiamo dei casi limite che sono molto particolari e il calcolo degli interessi viene fatto giornaliero. Abbiamo dei punti di tassi di interesse giornalieri che arrivano addirittura al 300-400%. Parliamoci chiaro, il fatto che l'Istat certifichi il raggiungimento del più basso livello del clima di fiducia dei consumatori dal 1996 non è il frutto dell'antipolitica, ma ha ragioni oggettive che vanno contrastate con i fatti. Franco Manzato, assessore del Veneto alla tutela dei consumatori, ha commentato con queste parole i dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica. È consolante il fatto che l'insieme degli indicatori considerati, clima economico generale, clima personale, clima futuro, situazione corrente, aspettative sulla situazione economica e sull'occupazione, diano per il nord-est un clima di fiducia in lieve miglioramento, ma questo non è sufficiente di fronte ad un'oggettività preoccupante su più fronti. Per questo, come Regione, vogliamo essere in prima fila anzitutto sulla spesa quotidiana dei nostri cittadini, per difenderne prezzo e soprattutto contenuti di qualità. Dei 70 miliardi circa di debiti che la pubblica amministrazione ha verso le aziende, 37,8 miliardi, pari al 54% del totale, sono in capo alle aziende sanitarie. Secondo i dati della CGIA di Mestre, seguono i comuni con un importo da saldare di 14 miliardi, 20%, i ministeri con 11,9 miliardi, 17%, e le regioni, assieme alle altre amministrazioni locali, con un debito di 6,3 miliardi, 9%. La CGIA di Mestre ha stimato in questa maniera, su dati di varie realtà, i mancati pagamenti accumulati in questi ultimi anni dallo Stato e dalle sue numerose articolazioni periferiche. 23
23 maggio 1992, 23 maggio 2012, 20 anni fa alle 16:58 l'esplosione innescata da oltre mezza tonnellata di tritolo piazzata sotto l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo all'altezza del piccolo comune di Capaci, una voragine di 30 metri che travolse il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e i 3 agenti della scorta. Ma secondo i cittadini cos'è cambiato da allora? Se è cambiato non si nota nemmeno, insomma, perché siamo sempre alle solite. No, non è cambiato niente, resta sempre come prima, non c'è niente che non è cambiato. Non si cambia niente, la mafia c'è ancora. Sei là in governo che c'è la mafia, dentro in governo. Non è cambiato assolutamente niente. Bisogna cercare di trovare chi tenta di mettere bombe e via. La politica è quella che è. Devono cambiare la classe politica, secondo me. Stiamo andando solo in peggio, questo penso, basta vedere quello che è successo a Brindisi. Secondo me negli anni successivi, subito dopo, direi di sì, ma siamo tornati come prima, un po' più mascherato, ma nelle stesse situazioni in cui eravamo 20 anni fa, secondo me. Cattolica punta a Fonsai. La compagnia assicurativa veronese sta monitorando il riassetto della società dell'Igresti ed è pronta ad acquistare alcuni asset, tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.